perché sopravanzato da tutti gli altri dei quali avete piene le orecchie. Prima del collegamento con il professor Pezzani, uno sguardo veloce anche all'agenzia ANSA, che adesso prego la regia di inquadrare mentre parlo. Il primo ministro Houthi, ucciso ieri in un raid israeliano, Ahmed al-Rahawi, si trovava in un appartamento a Sanaa, nello Yemen, giusto appunto. 30 morti a Gaza dall'alba, il secondo titolo dell'agenzia ANSA in questo momento, 5 in una zona sicura. E poi Meloni disgustata dai siti sessisti, è revenge porn ed è reato da sanzionare con fermezza, dice la Presidente del Consiglio, sui siti sessisti che sono stati chiusi. Il maltempo al centro-nord, 1300 interventi dei vigili del fuoco. Mentre è morto a 92 anni il compositore russo Rodion Shchedrin, insignito del titolo di artista del popolo dall'allora Unione Sovietica. Infine una notizia di medicina, secondo quel che racconta l'ANSA, le ondate di caldo fanno invecchiare come il fumo e come l'alcol. Caldo estremo pesa sulla salute degli organi con effetti cumulativi, scrive l'agenzia ANSA. Per quanto riguarda invece il noto sito di servizi informativi, naturalmente, Dagospia, l'apertura è sul signor Epstein, ormai defunto, porcone e spione, il titolo come sempre elegante, i legami con Israele, i buoni uffici in Russia, i rapporti con Peter Thiel, Donald Trump e Bill Clinton. Jeffrey Epstein non era solo un ricco pedofilo. Spuntano le email tra il miliardario, morto suicida in carcere nel 2019 durante il primo mandato di Trump, e l'ex primo ministro israeliano Ehud Barak. Era il 2015, Epstein era già stato arrestato la prima volta per crimini sessuali e si affacciava con successo nel settore della sorveglianza, cercando finanziamenti e vantando contatti con figure molto potenti in tutto il mondo, come Peter Thiel, il fondatore dell'azienda di sorveglianza Palantir, ideologo della tecnodestra e naturalmente persone vicine a Putin, perché non può mancare. I rapporti con il Mossad e il mistero sulla morte. Perché Trump non desecreta tutti i documenti sul caso? Si domanda il noto sito di servizi informativi Dagospia. Sarà mica per il suo coinvolgimento e quello della sua eminenza nera Peter Thiel, che è grande amico di Trump, tutti i bruttoni messi insieme. E il secondo titolo è invece relativo a Roma, che croce sti fascistelli, ad H. Larenzia è rispuntato l'enorme graffito con la croce celtica. Nel 2017 i residenti ne avevano chiesto la rimozione. Nessuno si era adoperato per farla sparire, ma il tempo l'aveva fatta sbiadire. Ora 5 giovani l'hanno ridisegnata. Meno male che i cugini estremisti della Meloni dovevano avviare una revisione estetica, bla 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 bla. Cosa c'è ancora di interessante? Presumo nulla, per cui andiamo a dare un'occhiata ad ADN Kronos, che apre con una notizia in esclusiva. Picchiato e sequestrato per 2 giorni da altri detenuti a Regina Coeli. Una denuncia shock. Mi ero rifiutato di nascondere un cellulare, mi hanno legato al letto e ferito. Sul caso indaga la Procura di Roma. Telefoni e droga, un business all'interno delle carceri, spunta anche un tariffario vero e proprio. Picchiato, legato al letto con le lenzuola e tenuto per 2 giorni e mezzo sotto scacco da altri detenuti, dopo essersi rifiutato di nascondere un cellulare e dopo una richiesta di denaro fallita nei confronti di sua madre, contattata telefonicamente. A quanto apprende la DN Kronos è quanto denunciato da un detenuto che preferisce rimanere anonimo, del carcere di Regina Coeli alla polizia penitenziaria della stessa casa circondariale. Il detenuto ha raccontato di un sequestro a scopo di estorsione. Questo è indicato anche nella querela presentata, che lascia aperta la valutazione del pubblico ministero ogni altra ipotesi di reato. La Procura di Roma ha già avviato indagini e ha aperto un fascicolo. Una denuncia che ha riportato alla luce, scrive l'agenzia ADN Kronos, il business dei cellulari e della droga gestito da gruppi di detenuti che grazie ai loro servizi acquisiscono sempre più potere all'interno delle carceri. È luglio scorso, inoltrato, quando il detenuto, che ora non è più in carcere, si trova a Regina Coeli dopo una misura cautelare. Tutto ha inizio quando metterà a verbale davanti alla polizia penitenziaria, sente altri detenuti parlare dell'arrivo di cellulari e droga tramite lancio e sostiene un detenuto di un'altra cella gli chiede di nasconderne uno di telefono. Lui si rifiuta e ricostruisce il fatto che accade da lì in avanti, cioè il detenuto inizia a colpirmi con schiaffi e pugni e a lui poi si uniscono altri 3 detenuti. A quel punto avverrebbe il tentativo di estorsione. Uno ha chiamato mia madre sul cellulare e mi ha imposto di chiederle di mandare i soldi tramite una ricarica Poste Pay.
Alla donna, secondo il racconto del figlio, sembra impossibile una situazione simile e non cede. Gli aggressori hanno ricominciato a picchiarmi e a farmi dei tagli sulla gamba destra tramite coltelli rudimentali, sostiene l'uomo nella denuncia, aggiungendo che terminata la socialità le violenze si sono momentaneamente interrotte, ma quella sera, riferisce, poi rimane sorvegliato da altri 2 detenuti che mi hanno legato al letto, il posto più alto di un letto a castello, con delle lenzuola fissate al petto e ai piedi. Nella serata viene poi ripetutamente colpito, sia a mani nude che con bastoni, nella gamba e alla testa. L'uomo si descrive in balia degli aggressori, impossibilitato anche la mattina seguente a chiedere aiuto. Mi tenevano legato, sotto controllo, mi impedivano di muovermi, mangiare, bere, andare in bagno, chiamare soccorsi. Gli episodi di violenza non erano ancora finiti, ma hanno poi inserito 2 dita nell'occhio destro, racconta l'uomo, hanno spinto tantissimo, al punto che mi è uscito il sangue dall'occhio, pensavo di averlo perso. Addormentandosi, dopo che mi hanno messo in gola pasticche, continua a far finta di dormire, finché, trascorsi 2 giorni e mezzo, tutto finisce quando entra un poliziotto della penitenziaria. Insomma, ci ha messo 2 giorni e mezzo la polizia penitenziaria per accorgersi di questo. Ho preso coraggio, mette a verbale l'uomo, mi sono buttato dal letto con tutto il materasso per chiedere aiuto. Da lì la denuncia, la visita al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito, dal quale viene inviato anche al pronto soccorso oftalmico. L'uomo viene assistito per riferita aggressione prolungata da giorni. Emergono, questo è il referto del pronto soccorso, echimosi, ferite da taglio, dolorabilità diffuse e un enoftalmo, cioè un infossamento del bulbo oculare destro. In totale, fa sapere l'uomo all'ADN Cronos, in totale mi hanno dato 25 giorni di prognosi, racconta l'uomo assistito dall'avvocato Marco Valerio Verni. Dall'occhio destro ancora non vedo bene. Ho vissuto un incubo, pensavo di morire, non riesco a dormire, mi sveglio tutte le notti, era la prima volta che mettevo piede in un carcere, ho sbagliato e sono finito in carcere. Una persona che ha sbagliato deve pagare, ma non in questo modo. Per 2 giorni e mezzo nessuno si è accorto di nulla. Ho deciso di denunciare perché non deve succedere a nessun altro quel che ho vissuto io. Sul caso indaga la Procura di Roma e staremo a vedere. Intanto, prima pausa musicale per capire cosa sta succedendo qua in studio, al fine del collegamento con il professor Pezzani. 29 agosto 1958, Cliff Richard e i Drifters pubblicano il pezzo Move It, reputato niente meno che come la prima canzone rock and roll britannica. Gustiamocelo insieme. Shake, well, honey, please don't lose it. The rhythm that gets into your heart and soul. Let me tell you, baby, it's called rock and roll. They say it's gonna die, but honey, please let's face it. Well, they just don't know what's going to replace it. Everybody's like calypsos, I've got nothing on. Real country music that just drives along. Well, hello, movie. Come on, pretty baby, let's move it and move it. Shake, oh baby, shake, my baby, please don't lose it. It's rhythm that gets into your heart and soul. Well, let me tell you, baby, it's called rock and roll. They say it's gonna die, but honey, please let's face it. They just don't know what's going to replace it. Alice and Calypso have got nothing on. Real country music that just drives along. Honey, move it. Hey, move it. Honey, move it.
Cliff Richard and the Drifters, 29 agosto del 1958 usciva sto pezzo, il primo pezzo rock and roll della musica britannica, della musica pop. Intanto vedo collegato, lo saluto, lo ringrazio, è un piacere rivederci, il professor Fabrizio Pezzani. Buongiorno professore, grazie per essere con noi. Ho brevemente detto prima che partiremo nella nostra conversazione di oggi da una questione che è stata pochissimo affrontata perché sopraffatta dal punto di vista mediatico da tante altre, no? Delle quali si è parlato tutta l'estate, ma la questione ha una sua bella importanza per il panorama domestico e non solo dell'economia, della banca e della finanza. Tu lo hai definito, questo intreccio di questioni che legano tra sé banche anche diverse come Unicredit, la Commerzbank tedesca e la Banca Popolare di Milano, lo hai definito un pasticciato risico bancario nel quale viene utilizzato ad usum Delfini, che è un'espressione che ci richiama a Luigi XIV e a suo figlio, al quale venivano spurgati i libri, diciamo, presentati i libri in maniera tale da fargliela capire a un bambino e soprattutto, diciamo così, privati delle parti più compromettenti o comunque non adatte a quelle di un bambino. Insomma, l'usum Delfini è passato a indicare una cosa che viene modificata, taroccata, usata in maniera, come dire, strumentale per determinati interessi e cercando di non raccontarcela giusta, no? Per farla breve. Quindi ad usum Delfini che cosa viene usato? Viene usato il Golden Power. Che cos'è il Golden Power? È il pronipote della Golden Share, cioè in soldoni, ma poi ti lascio subito la parola, è la possibilità da parte del governo di dire no, questa operazione non si fa perché comprometterebbe determinati settori che sono di interesse nazionale, no? Quindi se si profila un'acquisizione, un'unione fra società e via dicendo, il governo può dire no qualora reputi che questa operazione pregiudichi l'interesse nazionale e di solito si riferisce a entrate di società straniere estere in settori chiave dell'economia italiana. E la cosa curiosa è che questo strumento è stato utilizzato in una particolare frangente, nel caso Unicredit, Banca Popolare di Milano, che sono due realtà italiane, non c'è nessuna acquisizione estera. E uno scenario simile di acquisizione di banche, perché Unicredit voleva fondersi con Popolare di Milano. Il governo ha usato lo strumento della Golden Share. In Germania qualcosa di simile sta accadendo, Unicredit sta salendo in Commerzbank, ma il governo tedesco non ha usato l'analogo potere di intervento per dire no. Ha espresso tutte le sue perplessità, ma pare che l'operazione stia andando avanti. L'ho fatta un po' troppo lunga, però facci capire perché è importante capire le dinamiche di questo, come tu l'hai definito, pasticciato risico bancario e cosa significa il Golden Power usato così, cosa può portare, quali conseguenze può avere. Allora, io ho fatto questo articolo pubblicato su Opinione, su Fatti Politici, eccetera, dal titolo un pasticciato risico bancario. Ora, in realtà questa operazione che ha una finalità molto precisa, cioè quella di arrivare a mettere, fra virgolette, le mani sulle assicurazioni generali. No? Questa operazione è partita lo scorso anno quando il Tesoro ha venduto una quota di partecipazione al Monte dei Paschi a un gruppo di compratori che sono stati Caltagirone, Delfin e Banca Popolare di Milano. L'operazione è stata fatta in modo non chiaro, non trasparente, per questo la Procura di Milano sta indagando sulla reale fattività di un'operazione affidata come broker a una banca di secondo livello e non di primo livello, un'operazione importante e che ha visto come acquirenti tre soggetti che poi hanno continuato ad andare assieme sostanzialmente. Quindi questi tre soggetti sono andati poi all'attacco di Mediobanca e hanno ottenuto, si è verificato questo contemporaneamente, come hai accennato, Unicredito ha cercato di scalare la Banca Popolare di Milano. Per evitare questa operazione il governo
ha invocato la Golden Power, che come hai detto è un'azione di blocco da parte del governo di interventi in settori a rischio da parte di soggetti stranieri al paese. Nella fattispecie noi qui ci troviamo di fronte a due soggetti dello stesso paese, perché Unicredito è italiano e la Banca Popolare di Milano è italiana. Ecco, però fammi capire una cosa, poi entriamo nel dettaglio perché tu hai fatto tantissime interessanti osservazioni, io non vorrei perdermene una, no? Però citando la questione Mediobanca, allora Monte Paschi Siena è salita al 27% di Mediobanca. Lì non c'è stato nessun intervento per dire no. Perché secondo te? No, allora... Cioè, in sostanza, Caltagirone sta mettendo le mani su Mediobanca. Roma si mangia Milano, mettiamola così, la dico volgarmente. Mettiamola così. Ma Cioè, perché lì va tutto bene e dall'altra parte no? Perché mi sembrava un'operazione più sensata, Unicredit, Banca Popolare di Milano, che non Monte Paschi Siena, dove c'è anche il governo, peraltro, Monte Paschi Siena Caltagirone su Mediobanca. Sì, diciamo che nel salotto buono della finanza oggi si parla solo romano, no? Un romano, il governo stesso è azionista del Monte dei Paschi. Appunto. Quindi questa operazione è un'operazione, fra virgolette, anomala, perché il governo diventa un soggetto operante nel mercato, quindi si muove come azionista e promuove nel Monte dei Paschi la scalata Mediobanca. Ecco, però fammi dire una cosa a fini proprio dialogici e non per interromperti, ma da una parte noi abbiamo un governo che dispone del cosiddetto Golden Power, cioè il potere di dire no a determinati matrimoni o operazioni, no? E quindi dice no all'operazione Unicredit Banca Popolare di Milano, anche se sono due banche tutte italiane, no? Quindi questo già lascia pensare. Dall'altra parte lo stesso governo è titolare di azioni su Monte Paschi, quindi è un attore in campo, in gioco. Certo. E quindi c'è un conflitto di interessi che secondo me lampante, qualcosa non quadra, perché io governo che posso dire no a determinate operazioni, poi le faccio io stesso, uguali, speculari, di natura diversa, e quindi da una parte dico no, dall'altra ci partecipo io in prima persona addirittura, Sì, con un conflitto di interessi bestiale. Il contraddittorio oltretutto è forzato per il fatto che la fusione fra Unicredito e la Banca Popolare di Milano è molto più funzionale, molto più logica che non l'assalto del Monte dei Paschi a Mediobanca, perché Monte dei Paschi è una banca molto più piccola di Mediobanca e quindi hanno due strutture non compatibili o perlomeno non così compatibili quanto lo sono Unicredito e la Popolare di Milano. Quindi l'intervento di Unicredito è stato bloccato perché il governo non voleva che l'operazione si facesse, quindi non per interessi di mercato, ma per interessi evidentemente particolari, esulanti a quelli del mercato. Ecco, e a tutt'oggi però il governo sta permettendo un'operazione che lo vede tra l'altro protagonista, perché in Monte Paschi il governo è ancora il primo azionista con l'11,7%. È ancora il primo azionista. Poi ci sono Caltagirone e Del Vecchio, i secondi per peso. Ora, la cosa particolare è questa, che mentre... Volevo sottolineare anche che il quarto azionista è il Banco Popolare di Milano di cui sopra, con l'8,9%, certo. Per cui abbiamo un intreccio perverso qua dentro. Allora, i soggetti che sono stati, fra virgolette, agevolati a scapito di altri a comprare le azioni di Monte Paschi vendute dal Ministero delle Finanze, dal MEF, sono gli stessi soggetti che all'interno del Monte Paschi promuovono la scalata a Mediobanca. Ora, che cosa succede? Che Mediobanca, che Unicredito è salita a Commerzbank, ma però il governo tedesco non ha detto nulla, cioè non si è avvalso dell'operazione del Golden Power. Non solo, ma Unicredito sta salendo anche al 30% di una importante banca greca, che è la Alpha Bank,
e quindi sta salendo al 30% di una banca greca, e anche lì il governo greco non dice assolutamente nulla sulla posizione di acquisto da parte di Unicredito della Alpha Bank. Ora, che cosa succede di particolare? Che questa operazione, che mostra diciamo, degli elementi di scarsa trasparenza sul mercato, e mostra un evidente interesse da parte del governo ad appoggiare i soggetti, fra virgolette, dell'armata Caltagirone, Milleri e Banca Popolare di Milano. Nel frattempo, che cosa è successo? Che Mediobanca, per evitare l'assalto di Montepaschi, perché l'assalto di Montepaschi e Mediobanca era funzionale al fatto che Mediobanca ha il 12% della quota azionaria delle Generali, quindi avere Mediobanca vuol dire avere la quota delle Generali, che unitamente alle quote già possedute da Caltagirone e da Milleri consentono il governo delle assicurazioni generali, che è sempre stato il gioiello italiano. L'altra cosa che è importante è che Mediobanca per fare questa operazione, per far saltare questa operazione, ha di fatto lanciato un'operazione di vendita di questo pacchetto azionario delle Generali alla Banca Generali, posseduta da Assicurazioni Generali, e questo nel consiglio di amministrazione di Mediobanca non è stato approvato. Perché non è stato approvato? Perché si sono opposti Caltagirone e si sono astenuti Milleri di Delfin ed altri, come le casse dei medici, le casse le varie casse Professore, pensionistiche, siccome. ti No? E ti devo interrompere solo per pochissimi secondi, per necessità tecniche abbiamo bisogno di un break. Torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Allora, rieccoci. Professore, ti lascio subito la parola, però quello che viene fuori qui è un intreccio, secondo me, mostruosamente perverso, tra pochissimi azionisti di controllo che controllano praticamente quasi tutte le entità di cui abbiamo parlato finora, no? Perché tra Caltagirone e Delfin siamo sempre lì nel campo delle 100 pertiche. Unicredit è forse l'unica banca che esula da questo regime, diciamo così, molto compatto dei soliti noti. O sbaglio? No, è così. La cosa particolare poi è che l'operazione proposta da Mediobanca di vendere le azioni generali e contemporaneamente scambiarle con Banca Generali è stata bocciata perché in consiglio di amministrazione i soliti noti si sono opposti. Ora, che cosa succede? Che contemporaneamente, no, noi abbiamo sul palcoscenico degli attori che non sono più italiani, perché la Delfin ha residenza in Lussemburgo e controlla la Essilor Luxottica che paga le tasse in Francia. Quindi noi abbiamo dei soggetti stranieri, perché si ha la residenza in Lussemburgo, evidentemente è un'istituzione lussemburghese, non è un'istituzione italiana. E se controlla l'Essilor Luxottica che paga le imposte in Francia, abbiamo degli interessi stranieri. Quindi sostanzialmente da una parte il governo blocca l'azione di una banca italiana nei confronti di un'altra banca italiana, ma contemporaneamente non blocca l'assalto, e questo è ancora più grave, non blocca l'assalto di Delfin, che è un'entità straniera che controlla Essilor Luxottica, che paga le tasse in Francia, che attacca Mediobanca per arrivare alla più importante deposito dei bot italiani, che sono le assicurazioni generali. E quindi questa operazione di per sé è un'operazione come dire molto anomala, insomma, no?
Insomma, sarebbe stato ripeto, più sensato il Golden Power sull'operazione Montepaschi Mediobanca, no? beh, è ovvio che questa Visto che c'è di operazione mezzo, tu c'è di stai mezzo il sostanzialmente Lussemburgo. bloccando con il Golden Power, che è stato fatto esclusivamente per vietare l'assalto di soggetti stranieri Sì. a entità italiane di considerate critiche, allora lo usi per bloccare l'attacco di una banca italiana a un'altra banca italiana e non lo usi quando investitori importanti stranieri fanno delle operazioni di attacco al più importante tesoro italiano, che sono le assicurazioni generali. Ecco, allora E la questo che finalità cosa ecco dimostra? appunto, la finalità qual è secondo te, professore, a questo La punto? finalità è quella di controllare la finanza, fra virgolette, di diventare un attore importante della finanza italiana. Da notare che questa operazione è stata, fra virgolette, messa sotto la lente della Banca Centrale Europea, perché i soggetti che fanno queste operazioni, quindi parliamo di Caltagirone, parliamo di Milleri, rappresentante della Delfin, eccetera, non sono soggetti che avrebbero, secondo la BCE, la qualifica di considerarsi intermediari finanziari, e quindi ci potrebbe essere anche da parte della BCE una qualche osservazione sul merito della qualità dei soggetti che fanno queste Ecco, tra operazioni. l'altro, professore, introduco un altro argomento, no? Perché il quadro che tu tracci e analizzi è chiarissimo. Non lo sta facendo nessuno questa analisi e questo legittima anche dei retropensieri poco piacevoli, poco simpatici, ma a me un retropensiero poco simpatico mi è venuto per forza, perché se tu utilizzi questo strumento importante che è a tutela dell'italianità, il Golden Power, per dire no a un'operazione e invece non lo usi per un'altra che è forse peggio, perché lì avresti potuto usarlo certo. sensatamente. Io mi domando, non so se ti ricordi la famosa vicenda Unipol BNL, no? La tentata scalata Sì, dove sì. c'erano dentro D'Alema, Fassino, i big del partito all'epoca democratico, no? I quali dicevano: se noi facciamo questa operazione in pubblico, su un altro tavolo troveremo le compensazioni. Ecco, questa frase qui che diceva D'Alema, mi sembra, o comunque Fassino, uno di loro, o se la dicevano tra di loro, mi viene in mente anche qui, perché se io noto che il governo sta utilizzando ad usum delfini, come tu dici, il Golden Power, cioè sì in un caso, no nell'altro, nel caso in cui non lo usa e quindi favorisce i Del Vecchio, i Caltagirone e compagnia bella, mi domando su quale altro tavolo ci saranno altre compensazioni. Non so se mi spiego, no? È legittimo pensarla Certo. così, o no? O sbaglio? Certo, allora questa osservazione è assolutamente coerente, perché il governo in questo caso non si limita a regolare il mercato, ma diventa un attore stesso del mercato. Questo è importante. E che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui tu entri come attore del mercato, tu operi un'azione di ridefinizione delle regole del mercato, perché tutte le operazioni sostanzialmente che possono avverarsi in contraddizione con i tuoi interessi, anche se fatte da italiani su italiani, possono essere soggette di Golden Power. Già. Quindi chi mi dice che un domani un'altra azienda che vuole comprare un'altra azienda non nell'interesse del governo, il governo fa il Golden Power. Certo. Quindi il Golden Power non viene più usato per bloccare investimenti stranieri su attività sensibili italiani, ma potrebbe venire usato in qualsiasi altra situazione in cui un'azienda o una banca intende occuparne un'altra banca, se non di gradimento del governo, il governo usa il Golden Power. Quindi Ecco, questa è certo. un'anomalia molto forte del mercato. Ecco, tra l'altro tu ricordi una cosa nel tuo articolo, no? Che il governo Draghi aveva usato pochi anni fa il Golden Power per bloccare la vendita a un gruppo cinese del 70% di un'azienda italiana considerata critica nel suo settore. Ecco, Sì. però la successiva osservazione che tu fai ci riporta a un altro Draghi, quello degli anni 90, quando Draghi era direttore generale del Tesoro, ministro Ciampi, eccetera. E abbiamo svenduto tutto lo svendibile delle aziende pubbliche italiane di Stato, le nostre aziende pagate dai contribuenti italiani negli anni. E tu giustamente osservi, se il Golden Power fosse stato usato negli anni 90, avremmo forse impedito la svendita delle aziende di Stato, e purtroppo non è andata così. E il protagonista era sempre lo stesso, Draghi.
Sì, sì, tra l'altro in quella maledetta cessione delle aziende venne ceduta la Nuova Opinione fatta da Enrico Mattei, che era una delle più importanti aziende al mondo nel settore dei carburanti da satelliti, eccetera, e venne venduta per un valore simbolico di una lira. Insomma, no? La Nuova Opinione, che è una delle aziende più importanti al mondo, venne venduta per una lira, un valore simbolico. E ricordo che su quel famoso Britannia c'era anche Ciampi e c'era anche Prodi, oltre già. a Draghi. Quindi questa operazione, a mio parere, crea un precedente molto pericoloso. E che vuol dire che lo Stato, quando si muove, può infrangere diciamo, l'impianto giuridico che è stato steso per un certo modo, per cui il fatto che tu mi venga a bloccare la Unicredito sulla Popolare di Milano, però ti fa vedere che il governo tedesco sull'attacco della Commerzbank non dice niente, e Tra l'altro, sull'attacco perdonami professore, il governo tedesco che è anche lì azionista di Commerzbank, e quindi anche gli azionisti di cioè, Commerzbank. nonostante sia azionista di Commerzbank, non ha detto stop all'operazione di Unicredit. No. Beh, e la stessa cosa La sta ostacolando, ma la sta ostacolando apertamente, in maniera chiara, certo, molto più certo. trasparente del caso italiano, devo dire. Certo, e questo si sta verificando anche in Grecia con l'operazione dell'Alpha Bank, cioè Unicredito sta scalando l'Alpha Bank, che è una delle più importanti banche greche, no? E sta arrivando al 30%, e il governo greco è contento, fra virgolette, è azionista lo stesso governo greco di Alpha Bank, e mostra gradimento nell'operazione da parte di Unicredit. Allora, è chiaro che questa operazione non è stata fatta, e il Golden Power, come io dico, è stato usato ad usum delphini. Ecco, a proposito di tedeschi, mi viene da fare un'altra osservazione, visto che il Golden Power, come tu spieghi chiarissimamente nel tuo articolo, nasce per tutelare l'italianità, gli interessi fondamentali delle aziende italiane in settori strategici delicati. I tedeschi lo fanno apertamente quest'opera di tutela della loro. Sono azionisti nelle banche, tanto per dirne una, sono azionisti nelle case automobilistiche, sono protagonisti quindi dell'economia. Anche il governo, cioè la mano pubblica non si è ritirata come in Italia apparentemente, quindi il governo tedesco apertamente tutela il suo interesse nazionale, anzi diventando anche azionista di importanti complessi industriali e societari del paese. Secondo, ha mantenuto un criterio per cui tutte le normative che arrivano da fuori, in questo caso dall'Unione Europea, devono essere vagliate dalla loro Corte Costituzionale tedesca, che è il contrario di quello che abbiamo fatto noi. Quindi noi ci siamo inventati il Golden Power solo per fare operazioni losche, mettiamola così, o comunque che possono sembrare losche, perché la tutela dell'italianità ce ne frega nulla in tutti i settori, perché non abbiamo niente che ci tuteli, contrariamente ai tedeschi che noi continuiamo a sbeffeggiare, ma che mi sembra qualcosa possiamo imparare anche da loro, no? No, infatti questa operazione, ripeto, crea un precedente molto grave, no? Perché fa venire meno le logiche di governo del mercato, cioè nel momento in cui lo Stato diventa un attore a sua volta ed opera in maniera, fra virgolette, non simmetrica in casi similari, beh, evidentemente crea un precedente. Quindi questo vuol dire sostanzialmente, il governo dice: tutte le volte che voi fate delle operazioni straordinarie, il messaggio è questo qua, tutte le volte che voi fate delle operazioni straordinarie anche Italia su Italia, io posso intervenire per bloccarle. E questo evidentemente crea un sistema di blocco del mercato non indifferente. Ecco, un altro punto che tu tocchi, per me molto importante, tu scrivi apertamente che è stupefacente la pericolosa sudditanza dei mezzi di informazione in generale, che non si sono occupati di questa vicenda, si sono limitati a descrivere le fasi di questa operazione senza commentare l'azione del governo in economia e senza commentare il peso dell'applicazione di questa regola in maniera distorsiva, quella del Golden Power, no? E il precedente pericoloso che questo può costituire. Stupisce fino a un certo punto, secondo me, però in effetti è stupefacente. Silenzio. No, diciamo, è la conseguenza del messaggio che il governo ha dato, cioè io ci sono e faccio un po' quello che voglio. Per cui vedere di fronte a questa situazione che un quotidiano come il Sole 24 Ore
che è un quotidiano non solo di opinione, ma è un quotidiano che, come dire, afferma il mercato, non esprima nessuna indicazione in merito a questa situazione, beh, insomma, quantomeno è sconfortante, no? È uscito un articolo della Stampa, non mi ricordo chi l'ha steso, che ha criticato questa operazione, ma non è sceso sull'indicazione della estraneità di soggetti come il Delfin, che è un soggetto lussemburghese che viene a comprare una No, poi sai che cosa, banca professore? italiana. Io trovo più logico che ci sia lo Stato azionista di una Volkswagen o di una banca in maniera chiara, esplicita e trasparente come in Germania, che non uno Stato che appunto un po' col favore delle tenebre, per usare le parole di un altro premier, l'allora premier Conte, col favore delle tenebre, anche mediatiche, diciamo, fa operazioni che non sono chiare. Cioè io posso legittimamente dire sono azionista di Volkswagen perché quello è un settore importante, dà lavoro a tanti milioni, a migliaia, centinaia di migliaia di milioni di persone e via, e quindi io ci metto la mia faccia come governo, economia pubblica, quella che avevamo anche noi una volta, l'IRI, era più trasparente l'IRI che questo agire, diciamo così, un po' furbesco o ad usum delfini, come dici tu, che legittima dei retropensieri non certo limpidi, no? No, beh, è ovvio, le conseguenze sono che se di fronte a un'operazione di questa, fra virgolette, evidenza, perché noi non stiamo raccontando delle cose che ci siamo inventati, stiamo raccontando semplicemente la verità. Questo è un dato di fatto, non è una roba che improvvisamente noi ci siamo inventati. Allora, è evidente che esiste una sudditanza da parte della comunicazione, dell'informazione, perché il problema sempre in queste situazioni di, fra virgolette, conflitto, di interessi di difesa particolari, quello che diventa dominante è la paura. La paura. Quindi oggi, diciamo, siamo in un paese in cui il partito più importante è quello, mi viene un termine che non posso usare in televisione, ma sono il partito dei servitori sostanzialmente, che siano di destra o che siano di sinistra, la qualifica è, fra virgolette, la sudditanza, no? Siamo un paese in cui il partito più importante è un partito di sudditi. Alcuni sono di destra e altri sono di sinistra, però qui abbiamo una sudditanza, fra virgolette, oggettivamente imbarazzante, insomma, no? Poi tu vieni a parlare di democrazia, tu vieni a parlare di altre cose, non esiste in questo senso, esiste un passaggio, insomma, qui si riflette un po' anche quello che si sta verificando negli Stati Uniti, dove Trump entra a gamba tesa su tutte le istituzioni, vuole cambiare il governatore della Fed e il suo ispiratore, che è questo Thiel, no? Importante pensatore e operatore economico degli Stati Uniti, ha detto chiaramente che la libertà non è compatibile con la Sì, democrazia. è una Per frasetta cui interessante questa qui, eh. È una frase interessante, soprattutto quando ha dei rilievi pratici, eh, empirici, politici, la istituzionali. libertà non è compatibile con la democrazia. Mh. Quindi nel momento in cui tu fai queste operazioni, evidentemente poni in essere delle attività di interesse particolare a scapito di altri, perché nel momento in cui tu fai andare avanti tre soggetti, tutti gli altri soci di Mediobanca, gli altri soci di Montepaschi sono d'accordo sull'operazione o no? Cioè tu hai condotto in porto una situazione oggettivamente criticabile dal punto di vista del rispetto delle norme No, poi e del sai rispetto che della cosa, democrazia. professore? È che quando tu intervieni in questi settori della banca e della finanza come governo, secondo me non ci fai mai una bellissima figura, perché sono sempre giochi, come diceva il buon D'Alema, che comportano tavoli paralleli sui quali trattare altre cose. Per cui è molto più, diciamo, invece, importante, secondo me, anche capire come va l'economia reale. Abbiamo parlato di questa importante questione, le banche e finanza, da cui dipendono poi per la verità anche l'economia reale, perché il sistema bancario e finanziario è fatto o dovrebbe essere fatto proprio per sorreggere anche l'economia vera, reale.
Prima di salutarci, perché il tempo vola, io volevo chiederti appunto, facendo un salto, passiamo dall'economia banco-finanziaria all'economia produttiva reale. Il tuo occhio di osservatore, professore universitario da tanti anni alla Bocconi, ma anche soprattutto il tuo taglio pratico, perché ti sei occupato tanto di aziende di produzione reale, no? E di conti delle aziende vere, il tuo occhio cosa vede dal punto di vista dello stato di salute dell'economia reale? Allora, dal punto di vista, stiamo parlando dell'Italia o stiamo No, parliamo parlando dell'Italia, parliamo del nostro paese perché non vorrei allargare il raggio più di tanto. allora, Parliamo di i, noi, Italia, i nord, dati, sud, eccetera. i dati mostrano un calo della produzione industriale e certamente dobbiamo verificare l'effetto dei dazi su questo calo della produzione industriale. È probabile che questo abbia effetto su una minore crescita della produzione industriale che al momento è in decrescita, non è in crescita. Quindi il problema è domandarsi che cosa si può fare o che cosa si sta facendo per rilanciare l'occupazione. No? Allora, noi parliamo di crescita di occupazione, ma l'80% dei posti sono posti a tempo determinato, non sono posti a tempo indeterminato. Quindi se uno è occupato perché risulta avere un'occupazione di 6 mesi, beh, evidentemente sono occupazioni a termine, non sono occupazioni a tempo indeterminato. Quindi sicuramente uno dei problemi, come è stato sollevato, è la difficoltà operativa da parte di questi governi, non solo di questo ultimo, ma anche di quelli precedenti, di fare delle riforme strutturali, quindi riforme sulla pubblica amministrazione. Cioè noi abbiamo oggi a livello locale un sudoku di norme, di leggi che impediscono l'attuazione di riforme efficienti. Abbiamo sistemi di controllo che non funzionano, per cui alla fine noi ci troviamo in una situazione, fra virgolette, di difficoltà, perché tu più di tante promesse non puoi fare, perché con un debito di oltre 3 milioni di miliardi, no, è Sì. evidente che la finanziaria sarà un problema, tant'è che si sta Quindi diciamo parlando spazio per il famoso taglio delle tasse tu non ne vedi? non ce n'è, no, non c'è. Cioè ci può essere allora, ci può essere un taglio dichiarato delle tasse che nella sostanza diventa nullo, perché se tu mi fai risparmiare 500 euro all'anno, quando poi contemporaneamente non intervieni sui prezzi dell'energia, sui prezzi del gas, sui prezzi della luce, sui prezzi del carburante, questi mi crescono e io risparmio 500 euro da una parte e ne spendo 3.000 dall'altra. Professore, l'ultima questione, più di dettaglio ancora, perché sta circolando, poi prenderà forma, vedremo se e come prenderà forma nella finanziaria, però si è ventilata l'ipotesi di consentire ai lavoratori di andare in pensione anticipata a 64 anni invece che a 66-67. In che modo? Prendendo il TFR non ti do più la liquidazione, prendo la tua liquidazione, gliela do all'INPS e tu potrai andare in pensione 2 o 3 anni prima con una cifretta un pochino superiore. Come la vedi questa ipotesi? Cioè tu sostanzialmente il problema qual è? Il problema è che in prospettiva le casse dell'INPS si svuotano perché aumentano i pensionati e diminuiscono i contributi dei nuovi lavoratori. Ora, in realtà, io credo che su questa cosa sono scettico, cioè il Cioè, mio questa roba qua fa più TFR bene alle casse dell'INPS o fa bene al lavoratore che sta per andare in pensione? fa più bene le casse dell'INPS. Ecco, ma allora speriamo che sia corretta questa impostazione iniziale. Sei stato molto chiaro come sempre, professore, io ti ringrazio, ci sentiremo settimana prossima, ancora con questo orario un pochino estivo, diciamo, tra le 10:30 e le 12.
però ti sono veramente grato perché abbiamo toccato dei temi di interesse pubblico che insomma scarseggiano un po' nel commento generale, come abbiamo avuto modo di notare. Grazie al professor Grazie a te Fabrizio Giulio Pezzani, e un a grande tutti gli saluto. Un ascoltatori. grande saluto. Buona giornata, arrivederci. E noi facciamo ricorso di nuovo a questo punto al calendario musicale della giornata di oggi che prevede il 29 agosto 1977, prevedette, segnò l'uscita di un album che per la musica pop, leggera, rock, eccetera, è stato abbastanza importante. Iggy Pop, insomma, per farla corta, pubblica proprio oggi, nel 1977, il suo secondo album, Last for Life, da cui ascoltiamo la celeberrima The Passenger. È un motivo musicale che tutti conoscono. Passenger, and I ride through the city backsides. I see the stars come out of the sky. Yeah, the bright and hollow sky. You know it looks so good tonight. I am the passenger. I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. You see the bright and hollow sky over the city's ripped-back sky, and everything looks good tonight. I sing la 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 la. Get into the car, we'll be the passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped-back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. The stars made for us to. Di vostro gradimento ho messo questo brano. Oh, the passenger, how it rides. Oh, the passenger, he rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees the side and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. But it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. I sing la 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 la. Lasciamo il nostro Iggy Pop. Vi segnalo tra le cose potenzialmente interessanti di oggi una intervista che compare su ilsussidiario.net, adesso la inquadriamo, sul tema dell'Ucraina. L'intervistato è Giorgio Battisti, generale, già comandante del Corpo d'Armata di Reazione Rapida dell'Alleanza Atlantica, la NATO in Italia, capo di Stato Maggiore della missione ISAF in Afghanistan. L'Italia non invierà soldati in Ucraina, forse solo sminatori. Europei e russi non si intendono sulla sicurezza in Ucraina e la guerra si fa sempre più dura. Stabilire le condizioni di sicurezza per l'Ucraina dopo la fine della guerra è uno dei temi della trattativa per porre termine al conflitto con la Russia. Il negoziato non decolla, non ci sono posizioni chiare su questo punto, il governo italiano ne ha discusso
proprio ieri e sta lavorando sulla proposta di un meccanismo difensivo simile a quello dell'articolo 5 della NATO, dell'Alleanza Atlantica, cioè intervengono gli altri quando un membro della NATO viene colpito, e assicura che non ci saranno truppe italiane che metteranno piede in Ucraina. Però, stando ai rumors, alle voci, all'interno del governo non ci sarebbe unanimità di vedute. Il problema, osserva il generale Battisti, è che il dibattito sulle condizioni di sicurezza sembra un dialogo tra sordi, da una parte i volenterosi e gli europei che propongono soluzioni che i russi hanno già bocciato. Forse anche per questo Mosca intensifica gli attacchi, o anche per dimostrare che le notizie su una crisi energetica interna dovuta alle incursioni ucraine in raffinerie e depositi di carburanti sono false. L'Italia sta lavorando a garanzie di sicurezza da offrire all'Ucraina, in particolare la proposta di un meccanismo di difesa di sicurezza collettiva ispirato all'articolo 5 del Trattato della NATO. Com'è possibile applicare un meccanismo previsto dall'Alleanza Atlantica con l'Ucraina che è fuori dall'Alleanza Atlantica? Così com'è, osserva il generale Battisti, l'articolo 5 dello Statuto della NATO non si può applicare all'Ucraina, perché prevede che se un paese dell'Alleanza viene aggredito, tutti gli altri intervengano in suo favore. Non è che se la Russia attacca la Lettonia, tutti gli altri 31 paesi NATO devono intervenire militarmente. Ognuno può farlo nel modo che ritiene opportuno, con le forze armate, ma anche fornendo supporto logistico, finanziamenti o altro. Di cosa si parla allora quando ci si riferisce a un meccanismo simile all'articolo 5? Probabilmente una coalizione di volenterosi fuori dal perimetro NATO che si assume la responsabilità di proteggere l'Ucraina qualora venisse nuovamente aggredita, questo sicuramente dopo un accordo di pace come vuole la Russia, oppure dopo il cessate il fuoco su cui i paesi occidentali continuano a insistere. Questi volenterosi come dovrebbero comportarsi? In caso di attacco all'Ucraina dovrebbero intervenire. Caso simile a quello della Gran Bretagna e della Francia nel 1939, quando strinsero un accordo con la Polonia, secondo il quale sarebbero intervenuti in suo favore qualora fosse stata aggredita. I russi non hanno mai detto che accetteranno una proposta del genere, osserva ancora il generale Battisti. Hanno solo dichiarato che una volta che si arriverà all'accordo di pace che rispetti le loro condizioni, cessione della Crimea e di altri territori, smilitarizzazione dell'Ucraina, potrebbero accettare uno schienamento di forze di peacekeeping con un mandato delle Nazioni Unite. Il comunicato del governo dice che l'Italia lavora a un meccanismo tipo articolo 5 della NATO, ma anche che non è prevista partecipazione italiana a una forza multinazionale in territorio ucraino. Cosa significa? Si può partecipare, osserva il generale Battisti, anche con una forza aerea schierata fuori dal territorio ucraino, prendendo parte al monitoraggio della situazione, alla formazione del personale, restando fuori dall'Ucraina, oppure, come ha detto il ministro Tajani, con personale inviato a sminare il territorio. Quello che l'Italia dice è che non invierà con un contingente boots on the ground, come si dice, cioè stivali sul terreno in Ucraina, come invece sembrano ipotizzare Francia e Gran Bretagna. Certo, però gli sminatori, se l'Italia li mandasse, sarebbero comunque soldati, perciò armati, anche se il loro obiettivo è quello di impedire l'esplosione delle mine. Certamente in quel contesto andrebbero armati, osserva il generale Battisti, se non con armi pesanti, almeno con armi per la difesa personale. Ci sono 3 tipologie di ordigni non esplosi sul terreno: mine antiuomo e anticarro usate da russi e ucraini, proiettili di artiglieria e cluster bomba, bombe a grappolo, sistemate in un contenitore che può essere lanciato da un aereo o da un elicottero. Quando il contenitore si apre, le dissemina nel terreno, ma il 50% degli ordigni non esplode. Concludendo, qual è la situazione attuale secondo il generale Battisti nell'intervista a ilsussidiario.net? Mi sembra che siamo di fronte, conclude il generale, a un dialogo tra sordi. Da una parte si parla di articolo 5, cessate il fuoco, dall'altra forze di interposizione inviate con risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con un contingente multinazionale che non comprenda forze occidentali, oppure forze da inviare durante la tregua, come l'ipotesi degli sminatori. Di sicuro sul tema delle condizioni di sicurezza per l'Ucraina c'è ancora tanta indeterminazione, così il generale Giorgio Battisti su ilsussidiario.net. Intanto 29 agosto 1992, un'altra iniezioncina di musica, gli U2 suonano la prima di 2 serate, sold out, tutto esaurito, allo Yankee Stadium nel Bronx di New York. Ci ascoltiamo la sempre bella I Still Haven't Found What I'm Looking For. Non ho ancora trovato quello che sto cercando.
I have run through the fields only to be with you, only to be with you. I have run, I have crawled, I have scaled these city walls, only to be with you. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. I have kissed honey lips, velvet healing fingertips, and burn like fire. This burning desire. I have spoke with a tongue of angels. I have held the hand of the devil. Was one in the night. I was cold as a stone, but I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. E la sfumiamo pure questa, questo bellissimo pezzo degli YouTube. Sul sussidiario.net c'è tutt'altra cosa che compare, però ve la giro perché ha un suo interesse, testimonia dello stato di salute della mamma Rai, una lettera aperta di un nome della pubblicità e dell'informazione italiana, Alberto Contri, che molti conosceranno e si ricorderanno, ha fatto politica, è stato un tecnico, giornalista, eccetera, eccetera, e si è molto adombrato per il fatto che è stato cancellato il programma radiofonico di Marcello Foa, Giù la maschera. Contri, che è stato tra le altre cose anche consigliere di amministrazione della RAI tanti anni fa, ha scritto una lettera all'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi per chiedere spiegazioni. Caro Giampaolo, la pubblica oggi il sussidiario.net. Ti scrivo con questa modalità a causa della gravità dell'argomento. Ieri è stata diffusa da Marcello Foa, già presidente della RAI oltretutto, ideatore e conduttore della trasmissione di Radio 1 Giù la maschera, la notizia che la trasmissione è stata eliminata dal palinsesto. E tra l'altro, nonostante sia stato presidente della RAI, Marcello Foa non è stato neanche avvertito. Non gli hanno detto niente, l'ha scoperto dai giornali. È assai grave, scrive Alberto Contri, che un programma di vero servizio pubblico sia stato eliminato dall'azienda di servizio pubblico, nonostante abbia dato assai elevate garanzie di pluralismo e di equilibrio per ben 2 anni, e poi era anche molto seguito. È altrettanto grave che Marcello Foa non sia stato minimamente informato dal neodirettore di Rai 1 di Radio 1 di quanto stava per accadere e ne è convocato in direzione. Un simile comportamento non lo si riserva nemmeno al più scadente degli autori. Come ben sai, scrive Alberto Contri, io ho svolto dal 98 al 2002 il ruolo di consigliere della RAI. Ricordo benissimo che presidente, direttore del personale, direttori di rete si sono sempre assunti la responsabilità di dare di persona a dipendenti e collaboratori buone o cattive notizie. Cos'è successo in RAI perché si perdesse questa dignitosa abitudine? Se è vero, come ricordava spesso Giovanni Testori, che la forma è essa stessa sostanza, dobbiamo rilevare che in questa occasione la RAI si è dimostrata pessima e indegna del ruolo della più grande azienda culturale del paese che tu rivendichi spesso. Ora, se c'era un programma pluralista, era proprio Giù la maschera, coadiuvato da colleghi di diverse culture politiche e da una grande esperta di ricerche e sondaggi,
In un'ora Marcello Foa faceva intervenire 3 ospiti che avevano idee diverse sullo stesso tema, senza mai prevaricare e ascoltando tutti con garbo e rispetto. A chi poteva dare fastidio un programma del genere? Non piaceva perché spesso toccava temi delicati o scottanti, anche se trattati con pluralismo ed equanimità? Ricordo che quando intervenne il dottor Citero, critico sui vaccini anti-Covid, Marcello Foa, che pure aveva sentito in trasmissione altre campane, fu costretto a organizzare una sorta di trasmissione di riparazione. Da chi? Qual è la manina che interviene dall'esterno per evitare che si discutano argomenti delicati? Tra l'altro, osserva ancora Alberto Contri, la posizione di Citero è la stessa dell'attuale segretario generale della salute americana e senatore Robert Kennedy, e i suoi dubbi sono gli stessi che i membri del comitato tecnico scientifico si sono lasciati scappare in un fuori onda e di cui la RAI naturalmente ci racconta nulla. Recentemente ho rilasciato un'intervista al quotidiano La Verità in cui sostenevo che non esisteva Telemeloni, ma se il neo direttore di Radio 1, secondo le cronache uomo di provata fede meloniana, non conferma un programma come quello di Foa, sorge il sospetto che il manovratore del momento non ami il dibattito delle idee, come non ama i giornalisti, lo ha detto lei stessa a Trump, e quindi quieta non movere et non mota quietare. E mota quietare. Comunque, solo così si spiega, scrive ancora Contri, l'annullamento di un programma che si proponeva di elevare il senso critico degli italiani con un confronto mai urlato, come invece avviene nei talk show per catturare ascolti. Un pessimo esempio di servizio pubblico. Vorrei ricordare che nel 2000, in un consiglio di amministrazione tenuto a Milano, ci proponemmo di definire meglio la missione della RAI. Riuscii a convincere i colleghi a porre al primo punto elevare il senso critico del paese attraverso informazione, cultura, intrattenimento. Credo che questa missione non sia stata modificata e giaccia in qualche archivio. Questa dovrebbe essere la domanda a cui dovrebbe rispondere ogni giorno un amministratore delegato che dispone di tutte le risorse per elevare il livello dei programmi. Immagino già, conclude Contri rivolgendosi all'amministratore delegato della RAI, il meloniano Giampaolo Rossi, che tu abbia risposto o ti appresti a rispondere che non avevi poteri per intervenire, e invece un amministratore delegato i poteri li ha, basta che lo voglia. Quando RaiNet stava per essere travolta per il caso dei contenuti scabrosi postati sul sito di Golem dal giornalista Nicoletti, sono intervenuto direttamente, trovando ampio sostegno nel direttore generale di allora Cattaneo e nel direttore ufficio affari legali Esposito. Ricordo bene che allora io inventavo e gestivo in quanto amministratore delegato e tu dichiaravi in quanto presidente di quella piccola società partecipata. Oggi sei tu l'amministratore delegato della RAI, di tutto il gruppo, e pensi di poter continuare a dichiarare come un presidente di rappresentanza? La cancellazione del programma di Foa, conclude Contri, segna un punto bassissimo raggiunto dalla RAI di oggi. Ci sono stati interventi esterni? È stata l'azione di un neodirigente troppo zelante? A te il compito, caro Giampaolo Rossi, di toglierci questi dubbi, che potresti fugare in un momento, intervenendo per rimettere le cose a posto e sanare la grave ferita inferta all'azienda di servizio pubblico, eliminando un programma che ha saputo interpretare nei fatti alla lettera questo difficile concetto. Coraggio, scrive Alberto Contri all'amministratore delegato della RAI per la cancellazione, senza che lui ne sapesse nulla, del programma di Marcello Foa. Intanto siamo ancora al calendario musicale, ci ascoltiamo un altro pezzettino di canzone. Il 29 agosto del 1994 la band britannica degli Oasis pubblica l'album di debutto Definitely Maybe e diventa l'album più venduto di sempre nel Regno Unito. Questo pezzo credo che ve lo ricordiate. Maybe I don't really wanna know how you got in girls, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Or maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me, we see things I'll never see. You and I gonna live forever.
said maybe I don't really wanna know. And you got it wrong, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain of the soul shoots in the floor? Maybe I will never be all the things that I wanna be. Now it's not the time to cry. Now's the time to find out why. I think you're the same as me. We see things I'll never see. Sfumiamo anche gli Oasis, 1994, 29 agosto usciva l'album di debutto Definitely Maybe, l'album più venduto di sempre nel Regno Unito anche ad oggi. Intanto, a proposito di numeri, Dubai supera i 4 milioni di abitanti, sono raddoppiati in 15 anni. Ce lo racconta il sito asianews.it, il sito del PIME, il Pontificio Istituto Missioni Estere della Chiesa Cattolica. Il dato diffuso oggi dal centro di statistica di Dubai. Nel 75 gli abitanti di Dubai erano appena 175.000. Oggi è una meta sempre più ambita dei miliardari di Europa, Asia e Africa, con un boom di arrivi negli ultimi anni dalla Gran Bretagna, dal Regno Unito. Il piano di sviluppo incentrato sul 2040 punta alla vivibilità, una città dove trovare tutto in 20 minuti, che se lo sa il sindaco di Milano Sala muore di invidia. Su analisidifesa.it invece vi segnalo il pezzo di Gianandrea Gaiani che approfondisce un tema che abbiamo sfiorato prima. Anche l'Italia invierà i genieri a sminare in Ucraina dopo i nordcoreani? Chi lo sa? Intanto noi ve li segnalo brevissimamente i pezzi perché sono gli articoli, perché sono già le 11:48 e non vorrei che ci mancasse il gusto della musica, per cui un altro breve estratto. Qui facciamo un salto indietro nel tempo. Il 29 agosto del 1920 nasceva a Kansas City Charlie Parker, detto Bird, non ha bisogno di presentazioni, sassofono jazz per eccellenza. Ascoltiamo una delle sue interpretazioni di Summertime. Ci permettiamo il lusso di sfumare anche Charlie Parker. Perché? Perché adesso impieghiamo gli ultimi minuti solo per godere di un po' di, spero, buona musica.
il calendario musicale ci aiuta non poco. Il 29 agosto del 1924 nasceva in Messico, a Ciudad Guzmán, Consuelo Velázquez, cantautrice e musicista messicana. Forse non tutti sanno che, come dice la settimana enigmistica, che scrisse lei la celeberrima Bésame mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Cari amici in regia, portate 2 tacos e una cerveza, perché questa qui era suonata in maniera veramente, veramente molto messicana. Peraltro, l'hanno cantata tutti sta canzone, l'ha scritta Consuelo Velázquez, che nasceva proprio oggi, nel 1924 a Ciudad Guzmán. L'ha cantata anche Mina. Mina la cantava così. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Non lo dico io, non c'è bisogno che lo dica, voce strepitosa, però secondo me leziosità eccessiva. Preferivo di gran lunga la versione dei messicani, quella più sanguigna. Comunque, a proposito di grandissime voci femminili, il 29 agosto del 1924 nasceva un'altra grandissima interprete e cantante. Nasceva Ruth Lee Jones, ma tutti la conoscono come Dinah Washington. Visse anche poco, anche lei ebbe una vita molto tormentata, comunque cantante di jazz, di blues, di pop, di rhythm and blues, nasceva a Chicago proprio oggi, Illinois, Stati Uniti, 29 agosto del 24, e ascoltiamo dalla sua splendida voce What a Difference a Day Made. What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers
My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is Il cristallinissimo timbro vocale di Dinah Washington nasceva in Alabama proprio oggi, moriva nel Natale, poco prima del Natale del 63, per una micidiale overdose di pillole dietetiche e alcol. Combatté contro la grassezza tutta la vita, a soli 39 anni se n'è andata. Un'altra grande voce femminile nasceva 3 anni più tardi, ma qui siamo nel più puro gospel americano. Marion Williams, cantante gospel appunto, nasceva oggi, il 29 agosto del 1927, a Miami, in Florida. E col gospel ci salutiamo. Buona prosecuzione di ascolto, buon pomeriggio, buona fine di settimana a tutte e tutti. Cool down by the banks of Jordan. Cool down by the banks of Jordan. Cool down by the banks of Jordan. But Jesus gonna meet